Nell'anticipo del sabato il Granata cade per la prima volta in campionato dinanzi al pubblico amico. Il primato raccolto in condivisione con il Santermete faceva presagire tutt'altra partita, invece nonostante la differenza in classifica di ben 8 lunghezza, a fare la voce grossa questo pomeriggio è stato in Romagna che nell'occasione indossa una maglia bianca, mentre i granatini oggi sono in versione gialla. Abita la gara Floria della sezione di Reggio Emilia. Con l'immagine di Giacomo Alpini ci spostiamo già al minuto 2 quando da fuori area Cassetti prova a impensierire la porta di difesa ad amico. Il Granata 3 minuti dopo si rende pericoloso direttamente piazzato, il tiro di Boni non è irresistibile ma diviene insidioso per Montanari che si rifugia come può in corner. Al secondo tentativo gli ospiti bucano la porta di D'Amico entrando direttamente in porta con il pallone, dall'angolo sbuca il centrale Ugone che insacca sotto porta sfruttando al meglio l'inserimento nell'area piccola. Gol dell'ex qualcosa vorrà dire. In effetti, quando due giri di lancette dopo Parabigoli trova tutto apparecchiato per il pareggio, colpisce il pallone come una pallina da biliardo, ma la sfera fa la barba al palo, occasionissima divorata dagli uomini di Cantoni e Bracci. La squadra di casa sbilanciata in avanti concede a Romagna ben disposti in campo iniziative come queste che portano un timido tentativo di testa ad opera di Campana, bloccato ad Amico. Lo stesso D'Amico poco dopo è chiamato alla risposta sul piazzato di Zammarchi, è un campanello d'allarme che non suona nelle teste dei giocatori di casa che concedono spazio e metri alla discesa di Reali. Gran tiro il suo con il pallone che sbatte prima sul palo per poi gonfiare la rete. I granatini, subito il colpo, rischiano di affondare quando Campana colpisce l'esterno della rete, mentre l'ultima azione del primo tempo porta alla firma di Belletti, conclusione sventata in corner da Montanari. Squadre a riposo sullo 0-2. Nella ripresa succede poco e nulla, da notare una punizione di Zammarchi trattenuto i due tempi ad Amico, la più importante occasione arriva solo al minuto 20 a cura del neoentrato Diego Cantoni che chiama la parata di giornata l'attento Montanari, gran tiro e gran volo del numero 1 ospite. Mentre l'ultima azione del match arriva su questa uscita azzardata d'Amico su traversone a cura di Aguzzoni con Zammarchi che a porta sguarnita centra un'incredibile traversa. Tra Granata e Romagna non succede più nulla, ospiti che trionfano con merito, Granata che subisce il primo KO in stagione ma la partenza di quest'annata lascia ben sperare, avversari permettendo.